Nei boschi sopra Calalzo di Cadore, i vecchi non parlano del Salbanel come di un mostro. Dicono che è un bambino, scalzo, sporco, con i capelli arruffati e gli occhi troppo svegli. Negli anni 60 più di un boscaiolo raccontò la stessa cosa. Mentre lavoravano, sentivano ridere dietro gli alberi. Rideva come un bambino che gioca. Poi smetteva e gli attrezzi sparivano. Il Salbanel non fa male subito. Prima ti aiuta. Ti indica dove tagliare, dove trovare legna buona, dove non scivolare. Ti fa sentire furbo, scelto. Il problema arriva quando ti affidi. Un uomo di Domegge raccontò di averlo seguito una sera, convinto fosse un bambino perso. Lo trovò seduto su un tronco, che dondolava le gambe. Disse solo una frase. «Adesso tocca a te lavorar per me». L'uomo si svegliò all'alba, con le mani distrutte, la schiena piegata e il bosco intorno tagliato perfettamente. Non ricordava di aver lavorato, ma il corpo sì. Da allora in Cadore si dice che il Salbanel non ruba il tempo, ruba la fatica, e quando non servi più, ti lascia vecchio tutto in una notte.